Ciao a tutti, siamo qui proprio subito dopo la conclusione dell'incontro su le donne, il cinema e la Sardegna, curato da me per Terre di Confine. E devo dire che le conclusioni alle quali siamo arrivate sono piuttosto buone. L'incontro è stato, credo, interessante da quello che ho potuto percepire dall'attenzione del pubblico. Tutte le ospiti, che erano Rossana Patriccelli, Francesca Ligi, Laura Biagini e Roberta Aloisio, con un piccolo collegamento con Marilisa Piga via Skype, hanno esposto e raccontato se stesse attraverso le immagini dei set nei quali hanno lavorato, raccontato se stesse e il proprio lavoro. Il mio intento è stato proprio questo. E siamo arrivati a delle considerazioni secondo me abbastanza importanti, perché io ho notato prima che quasi tutte loro fanno più di un lavoro, nel senso che all'interno del cinema ricoprono più di un ruolo professionale. Questo è dovuto sicuramente alla loro capacità, alla capacità anche che hanno le donne, noi donne, di sapersi trasformare a seconda dell'esigenza e di fare più di un mestiere o più di una cosa per volta, ma anche al fatto, come ha sottolineato Laura Biagini, che il più delle volte siamo costrette o sono costretti a farlo per una questione anche di budget basso. Tutte quante poi hanno riportato tra le cose che servirebbero di più per far crescere il settore quello della formazione, che è molto importante e che qui in Sardegna un po' manca, o meglio ancora manca, e poi sicuramente dei fondi, in modo che il settore possa crescere ancora di più.